Rosario Trefiletti, Presidente Centro Consumatori Italia, perché è importante tra consumatori e auto-officine essere dalla stessa parte della barricata? Lo è certamente, anche perché forse pochi lo sanno, ma l'auto è un patrimonio dei cittadini, delle famiglie per la propria mobilità personale. Quindi è molto importante avere un rapporto con chi accudisce anche l'auto quando purtroppo può avere dei dissesti, incidenti o che altro. Quindi il rapporto con il carrozziere per avere trasparenza, chiarezza, una riparazione di qualità, oltretutto apro una parentesi per chiuderla subito, ma questo è un mondo che sta cambiando completamente. Il passaggio dall'auto a carburante all'auto elettrica comporterà grossi problemi di qualificazione del servizio che il cittadino deve avere per le proprie auto. E quindi anche gli stessi carrozzieri si dovranno, dovranno attrezzarsi con tecnologie sempre più importanti, con una qualità del servizio sempre più trasparente, facendo anche probabilmente non solo processi di riorganizzazione ma anche di investimenti importanti. L'automotive è in completa riorganizzazione e ristrutturazione in tutto il mondo. Ecco perché è importante che i carrozzieri, che sono appunto artigiani, oltretutto la parola stessa, essere artigiani è già di per sé un fatto importante per la qualità non solo dei servizi ma nel suo complesso, del paese. Chi sa lavorare e dare servizi chiari e trasparenti è sempre un elemento importante per lo sviluppo economico. Ecco perché quindi bene questa iniziativa e noi siamo perché si prosegua su una stessa strada per avere migliore qualità, trasparenza e naturalmente per lo sviluppo del Paese interamente visto. Allora, grazie a Rosario Trefiletti, Presidente Centro Consumatori Italia, al convegno di Confartigianato. Grazie a lei e buongiorno a tutti.